questa manifestazione che è nata in maniera molto pionieristica ma con grande convinzione in collaborazione tra l'associazione legata all'Agro Film Fest e la Proloco, in un contesto straordinariamente suggestivo grazie alla collaborazione con il comune di Revigne Lago, e noi onestamente l'abbiamo sempre seguita e sostenuta perché ci sembrava che avesse i giusti cromosomi, e devo dire che così si è verificato, perché oggi è una manifestazione di richiamo importante, ha una valenza palesemente riconosciuta in maniera riconosciuta internazionale, la partecipazione è molto ampia e, come dicevo, la collocazione è una collocazione straordinariamente suggestiva con l'arredo anche del lago che consente questa visione dello schermo all'interno del lago stesso. Il tutto si inserisce in un contesto di interesse complessivo per la provincia, perché a fianco alla location di questa manifestazione c'è il Livere, che in questi anni è cresciuto in termini di utenze, in termini di visite, in termini di partecipazione da parte non soltanto dei più piccoli ma anche dei più grandi, e al Livere abbiamo, diciamo così, dedicato una particolare attenzione anche in occasione di questo bilancio, grazie a una bella intesa che c'è con il sindaco Zappè. Però ecco, al di là di quello, mi pare che dobbiamo concentrare l'attenzione oggi su questo tema dell'Agro Film Fest, che aiuta anche i due settori che afferiscono al mio assessorato, sia la cultura che il turismo. È un evento, come dicevo, di alto spessore culturale, un evento che decisamente va annoverato tra quelli di particolare interesse, ed è un evento che inevitabilmente, proprio per la sua internazionalità, produce turismo, perché la gente rimane qui a dormire. E quindi concludo proprio con questo dato che secondo me è un dato veramente interessante di quest'anno. Al 31 maggio noi abbiamo avuto oltre il 10% di presenze in più e oltre il 10% di arrivi in più. Gli italiani sono stati intorno al 4%, ma un dato importante, e quindi è per questo che riporto riferito all'Agro Film Fest e alla sua internazionalità. Abbiamo avuto oltre il 20% di presenze di arrivi di stranieri. Questo è un dato importante e contribuirà anche l'Agro Film Fest a mantenere questo trend. Diamo la parola subito al sindaco Zappè, prego. Sì, buongiorno a tutti. Grazie al vicepresidente, assessore alla cultura, al turismo e poi basta così, oltre che il sindaco di Conegliano, che quindi siamo vicini a quelli di casa. L'Agro Film Fest è l'ottava edizione. Nel commento dell'anno scorso dissi che c'è in questo territorio, che poi non è territorio solo probabilmente del Lago Film Fest, di Lago, quindi di Revigne Lago, ma forse tutta la provincia, che c'è questo interesse per la cultura, per la cultura. E quest'anno ho scritto qualche cosa di diverso, ho scritto qualche cosa di dire che chi si presenta all'Agro Film Fest quindi sono degli artisti, come il pittore sa mettere sulla tela la sua emozione, come lo scultore da un pezzo di legno tira via il tutto per poi fare l'opera, e soprattutto perché chi fa un film, così scrivo, ha
per esprimere il suo pensiero, mentre chi fa un corto in pochi minuti deve esprimere tutto il suo pensiero. E questo per dire che in questi ultimi 2 anni mi sono, ho detto, bravi a chi e bravi a questi. E quest'anno vorrei dire anche, in questa occasione, in questa conferenza stampa, grazie anche alle istituzioni, grazie alla provincia, quindi grazie alla regione, grazie a tutti quelli che collaborano perché questi eventi possano avvenire. Evento tipo l'Agro Film Fest che è pensato, mentre stavo arrivando in provincia, che sono tutti giovani. Noi sentiamo continuamente parlare di giovani, dalle spazi dei giovani in politica, qui sono tutti giovani, ma poi il Carlo parlerà, io credo che il più grande avrà 30 anni, quindi è una gran bella roba, perché sia gli autori sia chi gestisce sono giovani e questa è una cosa bellissima. Non solo, ma approfitto, quindi se mi permettete approfitto di dire che questo fine settimana, sempre a Rivignano si svolgerà il triathlon, che sono campionati, il triathlon è molto probabilmente molti non sanno che cos'è, comunque in ogni modo è uno sport che nei paesi nordici è molto più importante di quello che sia in Italia, e comunque ci sono dei campionati italiani, europei, gare preolimpica, perché poi a settembre avremo gli Olimpiadi a Londra, e anche lì siamo giovani. E in un'altra conferenza stampa dedicata poi a questo periodo della settimana scorsa ho ringraziato anche gli altri sponsor, perché io sono convinto, ma credo che ormai tutti potremmo essere convinti, vista la situazione com'è in Italia, ma probabilmente in Europa, nel mondo, se ci mancano gli sponsor, se ci manca il volontariato, se ci mancano molte cose che noi potremmo fare. Questo soprattutto vale anche per l'Agro Film Fest. All'Agro Film Fest ci saranno, io non lo so, ma un centinaio di ragazzi che non solo per quella settimana, ma da settimane o mesi prima preparano questo evento. È un evento che, come diceva Zamboni, il vicepresidente della provincia, è di grosso spessore culturale, perché è una manifestazione che è già arrivata all'8ª edizione, vuol dire che tutti gli anni, non lo so chi di voi ha presenziato, ogni anno cresce anche sotto l'aspetto culturale. Poi vi parlerà, credo, di quanti sono gli artisti che hanno inviato le loro opere, eccetera. E incastonati, io dico poi, perché un conto è vedere un film in una sala bella, più o meno bella, ma tutto questo si svolge in un anfiteatro naturale, che qualche volta può essere anche scomodo, qualche volta può essere anche magari disturbato dalle condizioni atmosferiche, però e lì si è valorizzato, si è voluto valorizzare anche il territorio. Quindi io devo ancora ringraziare gli organizzatori, voglio ringraziare la stampa e quanti in questi giorni hanno dedicato dello spazio per fare questo evento. Volevo portare anche i saluti di Marco Figuera, presidente dell'ATS, che doveva essere qui, ma purtroppo un altro impegno lo ha trattenuto. Grazie, casomai sono a disposizione per eventuali. Grazie caro Sindaco, adesso diamo la parola a Carlo Bigotto, senza però che mi permetta anche di dire che mi dispiace che non ci sia l'anima di questo Agro Film Fest, perché è nato con lei, Viviana Carletti, in questi anni ha veramente speso tantissime energie per questa iniziativa, e devo dire che l'entusiasmo, soprattutto l'impegno che è profuso, adesso gli stanno dando ragione, quindi sentiamo da parte di Carlo le novità e soprattutto il palinsesto. Prego.
Buongiorno a tutti. Come prima cosa sì, vi porto i saluti di Viviana Carlet, che ha fondato e ideato il Lago Film Fest e ha avuto l'intuizione di cui parlava il sindaco prima di incastrare nel borgo di Lago un festival di cinema indipendente che quest'anno ha portato a Lago più di 2000 film da 86 paesi del mondo, quindi un piccolo centro abitato dove però in realtà insomma, il festival ha un respiro tutt'altro che locale. Dopo 8 anni di festival, Viviana quest'anno purtroppo all'ultimo ha avuto un impegno di lavoro, ora lavora a Parigi dove coordina l'ufficio di Nsimasa, che è un'organizzazione europea che si occupa di cinema, quindi vi porto i suoi saluti e all'interno della cartella stampa trovate anche un piccolo intervento che ha scritto. Sarò molto sintetico perché all'interno della cartella stampa sempre trovate tutte le informazioni in maniera molto dettagliata e poi c'è un DVD che contiene l'anteprima del catalogo magazine che abbiamo recentemente dato alle stampe. Dicevo, quest'anno 2000 film e il cuore del festival è il cinema, quindi abbiamo tantissimo cinema, più di 130 film sono in competizione e quest'anno poi siamo molto molto soddisfatti perché abbiamo 30 anteprime, di cui 2 mondiali, e l'anteprima internazionale dell'ultimo film prodotto da Fabbrica di Chelsea McMullan, quindi questo è che si colloca all'interno della sezione patrocinata dalla Regione del Veneto, quindi dedicata ai film veneti ambientati in Veneto o prodotti dal Veneto in qualche modo, da protagonisti veneti. Però oltre a tutti i film in concorso divisi nelle varie sezioni che arrivano quest'anno letteralmente da tutto il mondo, divisi in documentari, cortometraggi, fiction, animazioni e video sperimentali, abbiamo anche per esempio l'anteprima internazionale dell'ultimo film di David Moreno che ha vinto nel 2009 il Lago Film Fest e che con questa nuova commedia nera che affronta in maniera molto cinica il tema dell'eutanasia ha scelto il Lago e il Lago Film Fest e non altri festival per la prima proiezione italiana. Quindi questi sono piccoli, sottolineo queste cose perché insomma, per quanto riguarda il mondo del cinema sono piccole spie che danno l'idea della crescita, anche della considerazione che hanno i registi e chi fa cinema nei confronti del festival, che è un festival molto atipico, quindi ha dovuto scavarsi a fatica questa posizione. E poi abbiamo una proiezione molto importante di un film che riguarda il Veneto, film di cui non vi dico nulla perché insomma è abbastanza un film un po' controverso, della regista veneta Laura Lazzarin, che però vive a Berlino, che ha fatto questo film che si chiama Land of Joy sul paesaggio veneto, questo documentario. E poi ancora direttamente dalla settimana della critica del Festival di Cannes, della selezione Cinevote, e le animazioni italiane contemporanee selezionate da Andrea Martignoni, che sarà anche in giuria. Una proiezione speciale, siccome siamo molto coraggiosi anche nel selezionare le cose che proiettiamo, per la prima volta in un festival di cinema, quindi sul grande schermo, portiamo un prodotto televisivo che è la puntata di Report di Rai 3, realizzata da Alberto Nerazzini, che è il giornalista di punta di Report, che sarà anche in giuria, che ha fatto questo documentario che si chiama La Divina Provvidenza sul caso Don Berzè San Raffaele, che ha tutta la dignità di un prodotto, pur essendo televisivo, però insomma un documentario a tutti gli effetti, e quindi verrà lui a presentarlo. Poi abbiamo direttamente dagli MTV Days, dalle Iene d'Italia 1, Angela Raffanelli, che è il volto femminile della giuria di quest'anno. Parallelamente al Festival di Cinema legato ai film abbiamo il concorso di sceneggiatura sempre intitolato a Rodolfo Sonego, un sceneggiatore storico veneto, e che ha portato a Lago 108 sceneggiature di altrettanti autori esordienti italiani. Ne sono state selezionate 8 che sono in concorso. La migliore riceverà un premio di 1.000 euro per la realizzazione del film, perché un altro aspetto che abbiamo sviluppato quest'anno è poi questo, cioè di aiutare e di seguire gli sceneggiatori, che sono un po' una figura sempre che si colloca nelle retrovie, a poi produrre il cortometraggio che hanno scritto. Questo per quanto riguarda il cinema. Poi ci sono molte altre cose che appunto
trovate nella cartella stampa. E poi arte contemporanea, abbiamo quattro artisti che saranno in residenza a Lago e creeranno delle installazioni artistiche sempre all'interno del lago, progetto 18 occhi che vede fotografi, illustratori, videomaker a raccontare il festival, una selezione di videoarte che proiettiamo per la prima volta in Italia dalla Romania, quindi c'è l'archivio Salon Video, che è un archivio rumeno che raccoglie le produzioni artistiche più interessanti della Romania, lo portiamo in Italia, e un workshop di architettura tenuto dall'Atelier Frase che, come questo è il terzo anno, si occuperà di realizzare le installazioni architettoniche che vestiranno il festival. E questo, anch'io ovviamente ringrazio tutti gli sponsor, che sono molti, che ci appoggiano, le organizzazioni che si occupano di cinema e non, che ci sono vicine, e ovviamente il comune di Revine Lago, la Proloco, la regione e la provincia che ci appoggiano dalla prima edizione, e ringrazio i giornalisti presenti e chi ci sta seguendo, perché per il primo anno facciamo, grazie alla collaborazione con Vive TV e alla provincia di Treviso, questa conferenza è trasmessa in streaming, quindi ci sono poi dei giornalisti che ci stanno seguendo a distanza, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Se avete poi bisogno di informazioni aggiuntive siamo qui. Grazie a tutti. Grazie. Allora l'appuntamento ovviamente è a Revine, o a Lago per la precisione, dal 20 al 28 di luglio, in questa straordinaria ambientazione così come è stata descritta, perché certamente, proprio perché avete sicuramente partecipato a una o più delle 8 edizioni, delle 7 edizioni che sono tenute, avete avuto sicuramente modo di constatare di persone. Domande? Esaustivi? No, per Celia ne parli. No, ma sono delle questioni tecniche magari chiedo. Se vuoi il microfono, basta schizzare, devi schiacciare il bottoncino. No? Eccomi. Allora, volevo sapere un paio di cose. Intanto, se potevamo avere qualche informazione in più su questo Land of Joy. Sì. Intanto quando verrà proiettato e poi perché è considerato controverso. Quindi, sì, ok, suppongo non abbia, siccome ne ha parlato un po' la stampa, pensavo, cioè sono stato abbastanza rapido nel presentarlo perché pensavo che aveste sentito parlare. È controverso perché è un documentario fatto da una regista veneta che però vive a Berlino da anni ed è tornata in Veneto. In particolare è interessante, cioè l'abbiamo sentito molto, parliamo di un documentario che arriva dal Festival di Torino, quindi l'abbiamo portato qui da lì. E quando l'abbiamo visto l'abbiamo sentito anche molto vicino, perché ci sono diverse scene girate tra Longhere, Conegliano, oltre che Treviso, Venezia. Ed è interessante perché insomma racconta, controverso intanto nel titolo che è Land of Joy, la marca gioiosa, però oltre a degli aspetti gioiosi racconta anche ovviamente degli aspetti un po' più oscuri del nostro territorio. E controverso perché intanto tecnicamente ha una struttura cinematografica molto particolare, perché non ha un filo narrativo preciso, ma passa di luce in luce facendo è un documentario antropologico, quindi la macchina da presa è all'altezza dei protagonisti e quindi si alternano personaggi incontrati molto spesso quasi per caso dall'autrice, personaggi di vario tipo che quindi raccontano gli aspetti diversi per esempio la convivenza oppure l'iperindustrializzazione di alcuni territori, invece il fatto che resistano ancora degli spazi verdi dove insomma ci sono... Ecco, e la proiezione quando avverrà? La proiezione trovate allegato nel DVD ROM, credo il giovedì 26 luglio, però vi... Lo confermo, sì, lo Okay. controllo. Grazie, perché adesso sono 9 giorni di festival, quindi non... Posso immaginare. Ecco, e l'altra domanda riguardava un'altra proiezione nella sezione Veneto, questo film di Roberto Citran. Sì, un altro... Mi sta facendo delle domande tutte sui film più scomodi. Sì, è un altro film molto interessante sotto vari punti di vista. È prodotto da Bonsembiante, quindi
uno dei produttori, cioè anzi il produttore cinematografico veneto della Iole Film, quindi, e interpretato da Roberto Citran, che abbiamo avuto l'anno scorso in giuria, di cui abbiamo quest'anno 2 film in concorso in cui lui è protagonista, uno non nella sezione Veneto, questo nella sezione Veneto. E anche questo è un po', insomma, affronta un tema un po' spinoso come quello in qualche modo della xenofobia, non del razzismo, ma proprio della xenofobia, di come in alcune situazioni si possa creare, molta tensione attorno alla paura del diverso. E poi non posso, è un cortometraggio che poi si impernia tutto su un'idea, quindi non posso dire altro sulla trama, però ecco, mescola 2 aspetti micro e macro, l'aspetto familiare del protagonista e l'aspetto sociale legato appunto alla paura del diverso. Ecco, e vediamo la prova di memoria quando... No, questo è in programmazione nella sezione Veneto, mi pare il 22 e il 23, però ripeto, nel DVD-ROM trovate la tabella completa. Sì, ecco, e l'ultima domanda riguarda la sezione che così mi sembra molto interessante anche nelle sue dinamiche con il Veneto attuale, quella dedicata al Sud America. Sì. Ecco, quella come si svolge? Quella, ecco, è necessario fare una precisazione anche e soprattutto per chi si occupa di cinema. Quella è una sezione che è nata nel perfetto spirito del Lago Film Fest, che è un po' la filosofia di Viviano, cioè quella di considerare il Lago Film Fest come un contenitore che dia l'occasione a varie persone di trovare un luogo. Esatto, dove poter sviluppare il proprio progetto. Faccio solo un piccolo esempio che per noi è uno dei nostri fiori all'occhiello, i 2 artisti Blue e Joy di Berlino, una nostra volontaria stava facendo la tesi su di loro, li ha portati a Lago, ha seguito un live painting che poi gli artisti hanno fatto a Lago, l'anno dopo hanno realizzato un'opera a Lago che abbiamo portato ad Arte Fiera a Bologna ed è stata battuta all'asta poi recentemente quest'anno, quindi insomma siamo a Lago, però ci sono un sacco di occasioni che nascono lì. E questa è la stessa cosa, è una ragazza che ha diciamo, seguito degli studi non cinematografici legati al Sud America, quindi la tesi di laurea l'ha portata per 1 mese e mezzo in Argentina e in Cile, e quindi ha deciso di restituire al pubblico quelle che sono state le impressioni e le cose che ha vissuto, raccontandole come facciamo al Lago Film Fest, quindi raccontandole curando lei una selezione di cortometraggi sudamericani che sono arrivati quest'anno al Lago Film Fest. Quindi alcuni sono in concorso, altri invece sono stati presi e messi in questa... Saranno proiettati, esatto. questo contenitore. Prego? Sì, esatto, c'è questa sezione speciale, questa retrospettiva diciamo sul Sud America. Bene, grazie. Grazie per tutte le domande. Altri? Prego. Qualcosa di più sul film prodotto da Fabbrica Not to Be di Chelsea McMullen. Allora, è anche questo un bel esempio. Quest'anno lo diciamo tutti gli anni, però quest'anno siamo molto soddisfatti della sezione Regione del Veneto, perché potrebbe essere scambiata come una cosa celebrativa e invece contiene cose molto diverse. Quindi dalla videoarte di Sara Bonaventura, che è un'artista molto promettente di Venezia, quindi alle cose prodotte in Veneto. Voglio ricordare, visto che ci siamo, anche Anonymous, che invece è un film spagnolo però girato a Venezia. È un'altra cosa molto interessante il fatto che videomaker indipendenti, quindi con budget pari allo 0, scelgano Venezia nelle giornate di sole come location gratuita e molto bella per ambientare le loro storie. Però approfitto, visto che così, giusto per avere una risposta tecnicamente più precisa, abbiamo qui Loredana Rigato, che è la responsabile del settore cinema di Fabbrica. Così, a noi è piaciuto molto, è un film molto interessante che non ha a che fare col Veneto se non dal fatto che è una produzione di Fabbrica, che è una realtà veneta molto interessante. Quindi non so se vuole così. Spegne, altrimenti non... Ecco, buongiorno a tutti, appunto sono Loredana Rigatto, mi occupo di relazioni esterne ufficio stampa di Fabbrica, nella fattispecie appunto video, musica, interactive e grafica, quindi diciamo metto insieme un po' i vari settori in cui Fabbrica opera. E
Not to Be è un breve documentario dove viene chiesto a questi giovani attori, tutti ovviamente dai 12 ai 14 anni, di interpretare la scena della morte, appunto, della scena dell'Hamlet, una delle scene più importanti. La giovane regista, che è appunto una giovane videomaker canadese, Chelsea McMullen, che è stata borsista nell'area video di Fabrica fino a poco tempo fa, ha scelto questa, diciamo, di entrare più nel profondo nell'interpretazione appunto dell'Hamlet, appunto perché è fatta da dei ragazzi, da dei ragazzini, e voleva con solo citazioni esterne, lei era regista però era distante dalla videocamera, attraverso dei colloqui o comunque delle domande, diciamo, fatte a questi ragazzini, ha cercato di farli tirar fuori, diciamo, il loro concetto di morte, di suicidio, di dolore, in una fase della vita dove ancora non ci si chiede, diciamo, tutto questo. Quindi, diciamo, l'interpretazione appunto con queste sole citazioni esterne è stata molto più veritiera rispetto al fatto appunto dell'interpretazione, diciamo, classica dell'opera. Ecco, Fabrica, diciamo, dà sempre molta attenzione a questi giovani registi. Fabrica, ripeto appunto per chi non lo sa, è un centro di ricerca sulla comunicazione della Benetton Group e invita giovani studenti da tutto il mondo in diverse discipline a sviluppare dei progetti concreti di comunicazione, quindi è supportata da consulenti esperti nel settore che guidano appunto questi ragazzi dal momento della concezione, diciamo, del progetto fino alla fase finale, e li aiuta anche nella promozione. E l'Ago Film Festival, diciamo, che ha sempre dato molta attenzione a Fabrica e noi siamo ben felici appunto di partecipare all'Ago e ogni anno ci teniamo ad esserci. Grazie. Se poi ha bisogno di altre informazioni sono qui, le posso girare note di regia, il poster, qualsiasi altra informazione. Grazie. Grazie a lei. Se ci sono altre domande, altrimenti l'artista c'è qualcosa da aggiungere? No, per ringraziare tutti e vi aspettiamo all'Arco Film Fest. Bene. Bene, molto brevemente, grazie Carlo.